buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Catania, mattinata da incubo sulla circonvallazione, traffico paralizzato per ore a causa di un cantiere, lunghe code, ambulanze bloccate e automobilisti esasperati con ripercussioni su tutta la viabilità cittadina. La frana di Nisceni crolla la croce, diventata simbolo della resistenza del paese. Un nuovo smottamento blocca il recupero degli oggetti delle case evacuate. Intanto vengono sospesi i pagamenti delle bollette, con l'esenzione estesa anche ai comuni costieri devastati dal ciclone Harry. Palermo, parla il commerciante che è stato selvaggiamente aggredito da una banda di bambini. L'uomo ha temuto di morire. Sull'autostrada Ragusa-Catania il sit-in degli operai di un cantiere per il mancato pagamento degli stipendi e l'incertezza sul futuro. Palermo, a Palazzo Reale con quasi 100 opere si celebra l'impressionismo nella mostra Monet e la Normandia, un percorso tra arte, tecnologia e solidarietà. Calcio, oggi alle 19 al Marassi in Palermo sfida la Sampdoria nel turno infrasettimanale di Serie B. Inzaghi valuta un mini turnover con Palumbo pronto a tornare titolare e Janssen in pole per un debutto dal primo minuto. Serie C, il Catania torna in campo stasera al Massimino contro il Cerignola nel turno infrasettimanale di campionato, deciso a cancellare la sconfitta col Sorrento. Appuntamento su Telecolor con diretta stadio a partire dalle 20. Sempre in Serie C, il Trapani ospita oggi al Provinciale il Benevento capolista, ancora una trasferta per il Siracusa impegnato a Cosenza. Ben trovati e noi apriamo il nostro telegiornale occupandoci del vero e proprio inferno sulla circonvallazione della città di Catania. Il restringimento per un cantiere ha scatenato il caos all'altezza dell'ex Tondo Gioieni. Sono stati migliaia gli automobilisti, un tappeto di macchine, di auto bloccate e appunto gli automobilisti esasperati. La Polizia Municipale si scusa, ma certe dinamiche ci dicono sono impreviste. Tonino De Mana. A tutto spiano, auto e mezzi a due ruote fermi, ambulanze bloccate, imprecazioni degli automobilisti al volante e sui social. Il caos è servito sulla circonvallazione di Catania per una mattinata da incubo, anzi infernale, per quanti hanno avuto la sventura di percorrere uno dei tratti più congestionati della Sicilia orientale. È all'altezza di Tondo Gioieni, dove sono in corso lavori di rigenerazione urbana, che il restringimento per la presenza di un cantiere scatena il putiferio. Il cantiere può aver creato un rallentamento iniziale che si è in un certo senso autoalimentato per il grande quantitativo di veicoli che sono arrivati questa mattina, sicuramente non previsto. In poco tempo, considerata l'ora di punta, si riversano e si bloccano migliaia di mezzi in direzione di marcia, ogni da mister bianco. C'è chi scende anche dal taxi per proseguire a piedi. Sono partita dalla stazione centrale con il taxi alle 8 meno 10 e sono arrivata qua alle 9 meno 10, però mi ha fatto scendere là e sono arrivata a piedi. Oltre 2 ore per percorrere pochi chilometri, a cascata si paralizza il viale Mediterraneo con code quasi fino al casello di San Gregorio e si intasano anche le cosiddette strade alternative, poche per la verità, colpa pure di un incidente senza feriti in via Nizzeti, non distante dalla circonvallazione. Automobilisti sull'orlo di una crisi di nervi. 2 ore che siamo bloccati da Cireale per arrivare qua, 2 ore. Complimenti allora al Comune di Catania. Era meglio starsene a casa, arrivederci. Sul posto arriva direttamente il vicecomandante della Polizia Municipale Blasco che fa chiudere un torno indietro. Ha giocato anche il fatto sul rallentamento, il primo torno indietro in direzione a Cicastello che ha creato una specie di tappo. Oltre 2 ore d'attesa e cittadini inviperiti, cosa vi sentite di dire? Possiamo sentire dire, chiedere scusa a nome dell'amministrazione, però comunque ripeto, si tratta di un evento assolutamente imprevisto.
E restiamo a Catania perché dalle 12:30 di oggi è ritornata transitabile anche la via Caronda, ripulita dalla cera della processione di Sant'Agata. Tutte le strade adesso sono aperte, dunque la pulizia è stata completata. Andiamo a Niscemi, andiamo nel luogo ferito dalla frana. Ha sicuramente fatto molto eco la notizia del crollo della croce, quella croce che era diventato per tutta la comunità di Niscemi il simbolo della resistenza di fronte all'avversità della frana. Sulle ultime da Niscemi noi ci colleghiamo con il nostro Gerry Italia. A te, Gerry. Andiamo da Gerry Italia. Allora Gerry, in questo momento c'è qualche difficoltà con il collegamento e allora a questo punto noi andiamo comunque su Niscemi e vi proponiamo, in attesa di sentire soltanto le ultime appunto da Gerry Italia, vi proponiamo l'intervento di oggi. Ricordiamo che oggi si è presentato a Niscemi per un sopralluogo ma anche per una riunione operativa il capo della Protezione Civile siciliano, ma c'era anche il capo della Protezione Civile regionale Cocina. Se Gerry è nuovamente collegato, lancerà lui questo appuntamento con Cocina. Gerry, ci sei? Sì, eccomi Roberta, una giornata triste per Niscemi perché il crollo della croce ha segnato parecchio tutti i cittadini niscemesi, non solo per il simbolo che è venuto giù e che sembrava un simbolo di resistenza contro questa frana che sembrava inesorabile, ma anche perché il crollo della frana ha di fatto bloccato i recuperi che erano partiti proprio ieri pomeriggio nella zona tra i 30 e i 50 metri dalla frana. Questa mattina, come dicevi tu, c'è ancora in corso una riunione col capo della Protezione Civile nazionale Fabio Ciciliano, che è tornato qui a Niscemi per fare il punto dopo gli ennesimi crolli. C'era anche naturalmente il capo della Protezione Civile regionale Cocina, Salvo Cocina, che ha voluto rilasciare qualche intervista soprattutto in merito alla natura della frana. Dice: non possiamo chiamarla una semplice frana perché un fronte di 5 km non si è veramente mai visto. Sentiamo cosa ha detto Salvo Cocina. Ma è normale che quella parete, la parete verticale di 50, 40, 30 metri non possa stare all'impiedi e quindi si andrà a mettere in posizione di riposo. La verticale diventerà orizzontale secondo l'angolo di natural declivio, si diceva. Noi ci occupiamo delle indagini in questo momento e dell'assistenza alla popolazione come Protezione Civile della Regione. Assistenza alla popolazione, avete visto che la popolazione è ben alloggiata in sistemazioni alternative, ci sono poche persone nella palestra, sono state tutte collocate, c'è una buona mensa che funziona e poi stiamo procedendo dall'altro lato, oltre all'assistenza alla popolazione, i volontari presidi nei parchi, agli studi alle indagini che si stanno facendo. Sono indagini molto complesse che attengono a diverse specialità. Ieri sono partiti, ieri pomeriggio, i primi recuperi nella fascia più a rischio, quella tra i 30 e i 50 metri, grazie alle squadre dell'USAR che vedete, i cui mezzi vedete alle mie spalle, e dei vigili del fuoco addestrati proprio per il recupero nelle zone dove ci sono dei crolli. E tante persone hanno provato a recuperare qualcosa, purtroppo per oggi i recuperi sono bloccati a causa dei crolli. Oggi in questo momento le squadre dell'USAR stanno facendo i rilievi con i geolaser per capire se ci sono ancora movimenti. Ieri però è stato un momento molto emozionante entrare in zona rossa assieme ai cittadini che tornavano per la prima volta nelle loro case dopo 15 giorni. È stato bello vedere insomma le prime cose che i cittadini hanno deciso di prendere con sé. Sentiamolo in questa intervista. Indubbiamente le cose che ci serviranno per il prossimo futuro, da qui a 15 giorni, a un mese, adesso non so quantificarle, e quelle pergamene delle lauree dei miei figli, che sono costate tanti sacrifici a loro e sono costate tanti sacrifici ai genitori. Foto, le videocassette, tutto quello che è stato il mio passato. Le altre cose, l'abbigliamento, penso che mi sento meno legato a queste cose, ecco, al quotidiano. Quelli sono i ricordi. Il più importante è la foto di mia mamma che è morta a dicembre scorso. Non ho niente, ma una maglietta magari da tenermi, da stringermi. E la vorrei con me, ma meno male che non ha visto tutto, perché una seconda volta non l'avrebbe sopportato.
Oggetti, come vedi, di grandissimo valore sentimentale, magari di poco valore economico, ma di un enorme valore sentimentale per i niscemesi. C'è tanta delusione per quei cittadini che oggi dovevano provare a rientrare in casa loro e che purtroppo per adesso dovranno ancora una volta rimandare. Qualche piccola notizia prima di chiudere: il procuratore Vella ha comunicato ieri che la Procura di Gela ha avviato i primi provvedimenti giudiziari per quelle persone che in questi 15 giorni hanno violato la zona rossa, quindi per quei cittadini che sono entrati nelle loro abitazioni senza alcuna autorizzazione, oppure per quei curiosi, tanti purtroppo, che hanno provato a esplorare la zona rossa. Un'altra notizia, l'avete detta anche in apertura: l'ARERA ha sospeso i pagamenti delle bollette di acqua, luce e gas per i cittadini niscemesi. Bene, ringraziamo Gerry Italia, prendiamo la linea dallo studio, continueremo a parlare dell'emergenza niscemi anche dopo il telegiornale nel nostro speciale Sicilia 24 Focus con Lorena Dolci, il direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco, la dirigente dell'Istituto Comprensivo Verga Anna Maria Lesci, la psicologa Valentina Botta e Giuseppe Alberghina, erede della famiglia proprietaria della biblioteca rimasta in bilico sul burrone a Niscemi. L'appuntamento alle 14:30 su Telecolor in streaming sull'app Sicilia Web. Potrete inviare i vostri messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 74 55005. L'abbiamo in qualche modo detto, completiamo questa informazione perché l'Autorità per l'Energia e l'Ambiente ha sospeso per 6 mesi il pagamento delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti ai cittadini di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal recente eccezionale maltempo. Tra gli esentati, come avete sentito, il comune di Niscemi, ma anche, lo aggiungiamo, il litorale ionico colpito dal ciclone Harry. Avviato intanto il programma di risanamento del lungomare di Santa Teresa di Riva con lavori al via a partire dal 19. Cambiamo pagina, ancora una sparatoria a Catania, un 27enne è stato colpito alla gamba sinistra, trasportato in ospedale. La vittima era agli arresti domiciliari ma aveva il permesso di lavorare in un salone per parrucchieri. Alla polizia ha detto di avere udito grida per una lite in strada. Uscito dal negozio ha dichiarato di essere stato colpito per caso. Sul ferimento indaga la squadra mobile Etnea, sempre a Catania, pestato un maresciallo dei carabinieri, esponente del SIM, il sindacato dell'Arma, richiamata una persona che si muoveva con fare sospetto nello scivolo del garage di un condominio, è stato aggredito con pugni al volto nonostante si fosse qualificato. E adesso a Palermo: ho avuto paura, potevano uccidermi. A parlare al nostro microfono il commerciante che è stato selvaggiamente aggredito a Palermo da una banda di bambini. Parliamo di 8, 9, 10 anni. Sono preoccupato, ha detto, per il futuro di questa città. Marco Gullà. Se tu vedi 11 bambini, per me 11 bambini, non vai a pensare che possano essere 11 delinquenti. Lui è Luciano, un commerciante palermitano. Gestisce questo museo dei vecchi ricordi e domenica sera stava serenamente passeggiando con la moglie nei pressi del Tribunale di Palermo. All'improvviso è stato aggredito selvaggiamente da 11 ragazzini, o meglio bambini, perché come lui racconta, avevano tutti tra i 9 e 11 anni. Uno di loro, proprio con efferata violenza, proprio a quel punto non era più un bambino di 11 anni, proprio si è girato, si è caricato di energia per sferrarmi un pugno dritto proprio allo stomaco e a farmi male, proprio male. C'è proprio un'azione premeditata, un'azione che ritengo veramente fatta per volermi far male e soprattutto per volermi separare da mia moglie, perché l'intento, e ne sono convintissimo, era quello di essere rincorsi, in modo tale poi da lasciare io mia moglie sola e loro poi avrebbero potuto fare lo scippo, insomma non funziona questa cosa. Ancora violenza a Palermo e a compierla sono sempre più i giovanissimi. Luciano si ritiene addirittura fortunato. Pensi pure che a 11 anni poteva anche avere un coltello e che quindi anziché sferrarmi semplicemente il pugno mi dava una coltellata e mi lasciava a terra e lì c'era poi la tragedia.
È un fenomeno gravissimo che desta grande preoccupazione. Parliamo quello di giovanissimi, addirittura, come avete sentito, bambini coinvolti in pestaggi e atti vandalici. Abbiamo sentito un esperto, il gruppo ci dice da protezione, da soli sono insicuri e in balia dei social. Giusy Lazzara. Sempre più piccoli e sempre più violenti. Da Palermo a Catania, gli ultimi fatti di cronaca raccontano di raid punitivi e atti vandalici su negozi e arredi urbani. Spesso agiscono in gruppo e diventano pericolosi. Il gruppo diventa modello di identificazione sulle scelte comportamentali. Quindi, se siamo tutti insieme, possiamo fare tutto quello che riteniamo e possiamo imitare quello che già abbiamo visto fanno altri gruppi più adulti, quello che già abbiamo visto fare attraverso i social. Se siamo da soli siamo insicuri, incapaci, senza alcun modello e naturalmente siamo anche vulnerabili. Mancano i modelli di riferimento, la carenza di stimoli. Faccio riferimento alla carenza della presenza di modelli educativi che dovrebbero scaturire da un lato dagli istituti scolastici e dall'altro dalla famiglia. L'assenza di questi modelli porta questi ragazzini a introiettare come modelli adeguati i modelli devianti. In aumento anche casi di cyberbullismo tra i giovanissimi che si sfidano sui social. A Messina la polizia ha arrestato 8 persone per spaccio di stupefacenti, disarticolata una rete di distribuzione della droga con fornitori in Calabria e Sicilia orientale, coinvolti elementi di rilievo della criminalità organizzata messinese, alcuni appartenenti alla storica cosca mafiosa del Rione Cep. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, poi vi porteremo sull'autostrada Ragusa-Catania all'altezza di Vizzini per una protesta dei lavoratori nel cantiere. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale sull'autostrada Ragusa-Catania. Questa mattina la protesta degli operai del cantiere Lotto 3. Si rivendica il mancato pagamento degli stipendi e l'incertezza sul futuro occupazionale. Veronica Barbarino. È morta la dignità dei lavoratori. Con delle croci piantate nel terreno del cantiere Lotto 3 della Ragusa Catania, una settantina di operai, insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, Fillea CGL, Filca Cisl e Feneal Will di Catania, rivendicano il mancato pagamento degli stipendi e l'incertezza sul futuro occupazionale. Da ormai 3 mesi non ricevono lo stipendio. Siamo dinanzi a una condizione sconfortante, le persone sono arrivate allo stremo delle forze, a queste famiglie manca il pane. La vertenza si inserisce in un momento delicato per la realizzazione dell'autostrada Ragusa-Catania, infrastruttura strategica per lo sviluppo economico del territorio. A rischio anche la realizzazione dell'intera opera, perché chiaramente venendo a mancare il Lotto 3, tutta l'intera Catania-Ragusa rischia di non vedere compimento. In queste ore ANAS ha comunicato ai sindacati che il subentro della nuova società è imminente e che nei prossimi giorni sono previsti sia l'assorbimento dei lavoratori sia lo sblocco del pagamento degli stipendi. Parliamo di arte, tesori impressionisti, Monet e la Normandia. È la nuova mostra della Fondazione Federico II a Palazzo Reale di Palermo. Orazio Longo. Quasi 100 opere che esplorano il movimento pittorico impressionista, la mostra al Palazzo Reale di Palermo nel centenario della morte di Monet, un'esposizione che è anche un modo per celebrare la profonda relazione tra il mondo normanno e la Sicilia fin dalla sua conquista. Le caratteristiche di questa mostra è che rende conto del rapporto fenomenale in Normandia tra la fisica della pittura e la fisica della natura. La mostra Tesori impressionisti Monet e la Normandia sarà visitabile fino al 28 settembre ed è organizzata e promossa dalla Fondazione Federico II con il patrocinio dell'ambasciata francese e dell'Istituto francese. Un viaggio multisensoriale attraverso la realtà virtuale e la fotografia, ricorrendo anche alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Una mostra che guarda anche alla solidarietà con la proposta avanzata di destinare l'1% dei ricavi lordi alla ricostruzione di Niscemi. Si parla di qualcosa di più di 80.000 euro, che sarà un primo segnale che la Fondazione vorrà dare nei confronti della popolazione di Niscemi per una parte chiaramente minima di quella che è la ricostruzione, ma come diceva Don Pino Puglisi, il poco di tanti può fare grandi cose. Spazio anche a una sezione didattica e divulgativa rivolta ai più giovani, seguendo una narrazione semplice nell'educare intrattenendo.
Adesso c'è un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio e inizieremo con il Palermo in campo oggi al Marassi. A tra poco. Siamo tornati in studio con il calcio. Oggi alle 19 al Marassi c'è Sampdoria-Palermo, rosanero a caccia della terza vittoria consecutiva. Marco Gullà. Siamo consci della nostra forza, delle difficoltà della partita, ma siamo anche convinti di andare a fare una grande gara. Ecco. Oggi a Marassi alle 19, nel turno infrasettimanale di Serie B, il Palermo non può fermarsi. Deve continuare a correre per inseguire Venezia, Monza e Frosinone. I blucerchiati però sembrano in ripresa, soprattutto dopo la vittoria di Modena. E poi c'è l'ex Brunori, voglioso di riscatto, dopo l'addio a gennaio dal Palermo. Chiaramente io penso che piano piano verrà fuori e anzi, secondo me potrà anche dire la sua in ambito playoff, perché è una squadra completamente rivoluzionata con giocatori molto forti. Adesso ha un'identità, una bella partita e insomma bella, come dicevo prima, in un bellissimo stadio e siamo pronti per fare una grande gara. Inzaghi sta valutando l'ipotesi di un mini turnover contro la Sampdoria. Potrebbero quindi esserci alcune novità di formazione, anche se le scelte definitive verranno prese soltanto a ridosso del match. Una certezza riguarda Palumbo, che ha scontato la squalifica ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Sul centro-sinistra Jonsen è in pole per il debutto dal primo minuto, mentre al centro dell'attacco ovviamente ci sarà poi Ampalo. Però la profondità della rosa, come dicevo prima, mi dà la possibilità di essere molto sereno da questo punto di vista e poi cercheremo di fare una grande gara, perché in Serie B per vincere ci vogliono grandi partite. E alle 20:30 siamo alla Serie C, il Catania in campo per il turno infrasettimanale di campionato. Al Massimino arriva il Cerignola che giusto qualche giorno fa ha castigato la Salernitana. Sentiamo Francesco Triolo. Il Catania torna in campo dopo la sosta forzata dal rinvio del derby con il Trapani. Alle 20:30 i rossazzurri affrontano il Cerignola al Massimino nel turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Avversaria insidiosa, la squadra pugliese che ha appena battuto la Salernitana, ma Mimmo Toscano nel presentare il match non ha nascosto la fiducia e l'ottimismo. Sarà una gara difficile, però sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione, perché in questo momento ci vuole fiducia, ci vuole che ci si creda ancora con più forza, che si abbia l'equilibrio giusto, che a me sta bilanciare lo spogliatoio dal punto di vista emotivo. Vuole continuità, Toscano vuole cancellare la sconfitta col Sorrento, il tecnico ritrova Casasola che ha scontato la squalifica e riprenderà il suo posto a destra, non c'è Miceli fermato dal giudice sportivo, dietro gioca Carnielutti come centrale difensivo, Pieraccini come braccetto di destra, assente di Tacchio in mediana Corbari e Quaini, in avanti Jimenez e D'Ausilio di supporto a Forte, ma al di là degli uomini Toscano avverte. Ci vorrà una partita con un approccio giusto, con l'atteggiamento giusto e capire che i momenti più pericolosi saranno quando ci abbiamo la palla noi. Intanto è stato depositato il saldo del pagamento alla curatela fallimentare per l'acquisizione di Torre del Grifo. Restano solo gli ultimi passaggi formali per mettere letteralmente le chiavi del centro sportivo in mano al club rossazzurro. E sempre in Serie C oggi il Trapani ospita il provinciale capolista Benevento, gara importante, ancora una trasferta invece per il Siracusa impegnato a Cosenza. Sergio Colosi. Un Trapani ridimensionato, riposato, senza Ronica in panchina e senza tifosi in curva, prova oggi al provinciale a fermare il Benevento capolista. Quella granata con 16 acquisti e 14 cessioni è la formazione più rinnovata e indebolita dopo il mercato, anche se il tecnico Aronica, squalificato e sostituito in panchina dal vice Spataro, è fiducioso. Chiaramente poi il campo decreterà quello che succederà, però sono molto fiducioso perché credo in questo gruppo e chiaramente gli obiettivi sono cambiati notevolmente, questo è senza dubbio leggibile, però ripeto, ho molta fiducia e credo che in queste partite importanti che andremo a affrontare, le prime della classe, sicuramente vedremo anche di che pasta è fatto questo gruppo.
La chiusura della curva nord è un altro fattore negativo per una squadra che nell'ultimo turno ha riposato per il rinvio del derby di Catania. 7 gare in 27 giorni da oggi fino all'8 marzo per definire il futuro del club. Calendario impegnativo anche per il Siracusa, che con il pareggio di Potenza ha interrotto la striscia di 4 sconfitte. Seconda trasferta consecutiva per gli azzurri oggi a Cosenza, senza gli infortunati cancellieri Valente e Falla e lo squalificato Limonelli. Servono punti e vittorie per allontanarsi dall'ultimo posto. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24, vi ricordo il telegiornale è ancora in onda alle 19, vi lascio con Lorena Dolci per Sicilia 24 Focus, tutto dedicato alla frana di Niscemi. A tutti un buon proseguimento di giornata.